Allenatore Alessandro Martini dell'SPV Viareggio, una partita che fino a 3/4 diciamo è stata condotta in maniera esemplare, poi un episodio l'ha cambiata e da lì Scandiano l'ha vinta. Sì, giusto, analisi giustissima, e sapevamo il valore di questa squadra quando siamo venuti qua, l'abbiamo incontrata una settimana fa in Coppa, sappiamo che è una pretendente a vincere il campionato, avevamo preparato la partita nei limiti perché abbiamo dei problemi ora con la pista, ci alleniamo all'aperto, quindi quello che abbiamo potuto fare, e devo dire che per il primo tempo e 10 minuti del secondo i ragazzi avevano risposto bene, si stava facendo una buona partita. Poi è chiaro, sappiamo che gli episodi, punizioni, rigori, inferiorità numerica cambiano le partite, quindi comunque complimenti allo Scandiano e anche ai miei ragazzi perché hanno disputato una buona partita. In telecronaca l'abbiamo detto più volte, una squadra che ha difeso veramente benissimo, soprattutto in parità numerica, non ha permesso tagli, non ha concesso contropiedi e soprattutto una squadra che ha sempre giocato in trasferta, l'abbiamo detto perché bene o male è così, e anche un grosso lavoro psicologico perché dopo un 9-2 7 giorni fa non era semplice venire qui al Pala Regnani, dove sappiamo che comunque Scandiano, l'hai detto benissimo, è una pretendente al passaggio di categoria, quindi i complimenti li facciamo anche noi a questa ragazza. Sì, la partita scorsa, l'ultima di Coppa Italia, si è decisa dopo 2 minuti e mezzo perché il portiere ha preso il blu, siamo rimasti in 3 e abbiamo preso 4 o 5 gol, quindi si è chiusa subito. È chiaro che se siamo in partita, noi stiamo lavorando da questi 20 giorni in poi, cioè da questi 20 giorni soprattutto sulla fase difensiva, perché sono tutti ragazzi che chi giocava da una parte, chi da un'altra, abbiamo cambiato molto, quindi abbiamo cercato un po' di trovare un'amalgama, soprattutto partendo dalla fase difensiva. Stanno rispondendo bene, speriamo ora con l'anno nuovo di poterci allenare e giocare sulla nostra pista. Grazie e complimenti. Grazie a voi. Grazie.